Allora, Sindaco Miatto, dopo 6 anni di lavori e 65 milioni di euro, oggi finalmente apre il traforo. E si ricorda qual è stato lo spunto decisivo per l'avanzamento dei lavori e dei progetti? Sì, è una grande giornata per la città, una giornata bella ma anche impegnativa per il futuro. L'opera si è cominciato a pensare che sarebbe stato utile superare con meno difficoltà Serravalle ancora quasi 90 anni fa. 30-40 anni fa si cominciò a buttare giù un qualche schizzo, un qualche disegno e le cose sono poi progredite. Se guardiamo dall'alto l'Alemagna, vediamo quanto lavoro è già stato fatto sull'Alemagna per rettificarla, per arricchirla di ponti e di gallerie. Adesso rimaneva l'impegno più importante, che era quello del superamento di Serravalle. La città se lo aspettava da molti anni e finalmente oggi lo abbiamo. Diciamo così che a memoria mia è stata l'opera indefessa del chi mi ha preceduto, del sindaco Darè, che nel suo quinquennato riuscì a mettere insieme tante tessere e con caparbietà portò al punto di non ritorno l'esecuzione dell'opera. L'opera poi in corso d'opera è stata cambiata come progetto, dovevamo uscire in via Virgilio e quindi si è dovuto rifare un pochettino tutto il percorso, per cui anche questo forte ritardo che comunque oggi trova compimento. E quest'opera sicuramente snellirà, diciamo, il traffico dell'Alemagna, soprattutto che passa per Serravalle. Però c'è chi anche dice che in questo modo ne risentirà sicuramente il commercio del borgo. Lei cosa ne pensa? Io penso che ambedue hanno ragione, nel senso che questo passaggio obbligato che si ha per il nostro territorio fra il Bellunese e la Piana Veneta è un passaggio obbligato, e questo fece nei secoli nascere Serravalle, svilupparsi, arricchirsi, proprio perché c'era questo flusso continuo di persone e merci che generarono appunto la nascita e lo sviluppo splendido di Serravalle. È chiaro che saltare Serravalle comporterà minore flusso di traffico e quindi si presume un impoverimento dal punto di vista della vitalità commerciale di Serravalle. È uno dei compiti nostri quello di essere comunque sufficientemente attrattivi per non perdere questi benefici economici. Allora, il primo a passare nel traforo della Valle Appesina. È un gran momento per la nostra città, speriamo che sia un'opera che svolti la viabilità in qualche modo. Dopo tanto tempo finalmente si vede risolta questa opera. Il quartiere cosa ne pensa di questa opera? È un'opera che ci ha messo diversi anni per essere completata, ma un'opera che tutti dicono essere cruciale per la viabilità di Vittorio Veneto. Il quartiere della Valle Appesina è sempre stato favorevole a questa viabilità. Questa specifica no, perché c'ha qualche inconveniente, però diciamo una viabilità lineare che porti dalla parte nord di Vittorio Veneto all'ospedale, alla grande viabilità che verrà futura, ecco, questa qua è indispensabile. Trovo assurdo che questa si fermi perché voci di corridoio dicono che non, per il momento ci sono dei ritardi sulla continuazione. Trovo sbagliatissima questa cosa, perché se no l'opera è un'opera monca. Si poteva fare, naturalmente ci sono anche delle critiche, ma non sono qua oggi per criticare, le abbiamo già detto e dato nei nostri verbali cosa ne pensavamo. Abbiamo trovato delle criticità, delle criticità che potrebbero anche adesso essere alleviate. Ecco, questo noi siamo perfettamente in linea con, diciamo, con l'opera. Quest'opera può aiutare anche lo sorgere di nuove attività commerciali. Sì, può anche interessare, specialmente nella località diciamo di Nove. Una volta c'era la zona artigianale che adesso è stata accantonata, quella potrebbe avere delle opportunità. Come potrebbero avere delle opportunità delle zone che sono previste dal piano regolatore artigianali. Naturalmente qua non si parla di grossi diciamo, impianti,
però diciamo artigianale, dove possono lavorare dalle 20 alle 30 persone, questi qua si può benissimo fare. Quella dell'apertura del traforo di oggi è stata, diciamo, l'opera forse più significativa della nuova viabilità vittoriese, ma ci saranno altri lavori, dei lavori accessori che proseguiranno appunto sulla Lemagna e su tutta la viabilità. Sì, proprio ieri sera, in attesa dell'evento di questa mattina, ho interloquito con l'amministratore delegato di ANAS, l'ingegner Simonini, il quale si è reso immediatamente disponibile ad accompagnarci in questa valutazione che andremo a fare dei nuovi flussi di traffico, magari con la buona volontà di intervenire per mitigare dove dovessero esserci degli impedimenti, degli ingorghi, delle difficoltà della fluidificazione del traffico. È uno degli impegni che ci aspetteranno, ecco.